una sua impressione sul futurismo e su quello che è appunto questo movimento artistico. Ci vorrebbe qualche ora, però cerchiamo di sintetizzare. Questa mostra, ecco, ci dà come si dice, la prova della ricaduta del futurismo nel secolo scorso, perché qui tutto sommato le opere futuriste sono poche per motivi, diciamo, di logistici, però in catalogo la cosa è più evidente. Noi vediamo come il futurismo abbia influenzato le avanguardie che sono venute dopo. In questa mostra, per vari motivi, ne abbiamo scelte due. Cioè la pop art, che deriva da popular art, perché portava l'arte nella vita come l'ha portata il futurismo, e al futurismo si è ispirata, volenti o nolenti, e poi il new pop italiano, cioè le ultimissime generazioni, passando per una serie di altre situazioni molto importanti come la scuola romana, e qui ci sono artisti di primo livello, abbiamo Schifano, abbiamo Angeli, abbiamo Tano Festa, abbiamo Pescali con opere importanti, e poi per questo raggruppamento che si è formato negli anni, fine anni 90, primi 2000, che è il NICE, Not Art, Just Sign. Tutti questi movimenti hanno in realtà un filo rosso che li unisce, che è quello del portare l'arte fuori dalla galleria, fuori dal museo, con gesti provocativi, con opere che dialogano con la realtà, non che sono così situazioni astratte, come ad esempio può essere l'installazione di Oppenheim, il cucchiaio con le figurine di cera che poi si sciolgono perché è la droga che c'è nel cucchiaio, noi abbiamo messo della farina, che distrugge la persona, quindi la rende piccola finché la brucia, e adesso è scontato, ma quando è stato fatto era una provocazione, come possono esserlo ad esempio certe cose che faceva Andy Warhol, che adesso sono arte, ma quando l'ha fatta era una provocazione. Stessa cosa vale per i futuristi, per cui il filo conduttore è quello di un artista che si inserisce con forza nella società, che non va al museo a esporre o in galleria, ma esce nella società. I futuristi dicevano la strada sarà la nostra galleria con i manifesti, oppure fa delle opere anche di forte impatto sociale, come appunto quelle dei pop artisti, o infine prende delle cose che sono ritenute cose per bambini e le porta a livello di arte. Cioè Gabriels prende queste cose un po' giapponesi, dice queste cose non sono cose per bambini, non sono arte a tutti gli effetti. Come mai proprio un evento di tale portata in un paese come il Montenegro? Allora, abbiamo deciso di fare un evento con più di 120 opere che copre tutto un arco, tutto l'arco del Novecento in Montenegro, perché nell'ambito di alcune ricerche di mercato che abbiamo fatto a livello internazionale con la nostra associazione, l'Associazione Culturale Micro, abbiamo riscontrato che in questo paese c'è un grande interesse per la cultura. E allora abbiamo preso contatti con le istituzioni e insieme al Museo Nazionale di Arte Moderna che risiede a Cetini, l'antica capitale montenegrina, abbiamo deciso di mettere su questa grande mostra. So anche che state aprendo un'altra sede sempre in Montenegro, giusto? Sì, abbiamo deciso di aprire una sede in Montenegro perché purtroppo, io dico purtroppo, in Italia, con Italia la cultura e con la grande indifferenza che c'è, la cultura sta morendo, e dunque noi operatori abbiamo deciso di, insieme ad alcuni partner montenegrini, di trasferirci in Montenegro. Naturalmente da qui porteremo la cultura italiana in tutto il mondo, però per questi motivi siamo costretti, diciamo, ad andare fuori dall'Italia. Un saluto speciale per appunto TVA, dato che lei è un personaggio appunto di tale importanza. Beh, il saluto ci vuole, perché so che voi seguite con attenzione queste iniziative, specie per quanto riguarda, e io lo dico perché io sono dall'altro polo, cioè essendo trentino, quindi il futurismo siciliano, che è ancora uno dei futurismi più ancora sottovalutati, ma forse fra i più interessanti, proprio anche come tempi di primogenitura letteraria, e quindi il fatto che ci sia un emittente che segue con interesse il mondo del futurismo, magari e soprattutto quello siciliano, è una cosa importante, perché bisogna che, alla luce anche del fatto che l'anno prossimo ci sarà una grande mostra sul futurismo a New York,
tutti i futurismi locali, che poi erano locali solo per collocazione, ma non erano locali come proposte, anzi erano molto più importanti, abbiano il loro adeguato spazio. Uscire dalla violenza si può. Sostieni il centro antiviolenza Telefono Aiuto, il servizio contro la violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica. Da oggi puoi farlo senza alcun onere economico, destinando all'associazione il 5 per 1000. Basta scrivere il codice fiscale 9303 58 10 840. Invita a farlo anche ai parenti e agli amici. Non è una quota in più da versare, ma una diversa destinazione delle imposte che si pagano allo Stato. No alla violenza. Sì a Telefono Aiuto.